Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dalla mascherina principale, parleremo dei sigilli, ancora dei sigilli, perché ho avuto altre richieste di approfondimento e via dicendo. E quindi parliamo un po' di questi sigilli, perché farli, eccetera. Allora, prima di tutto voglio dirvi una cosa. Oggigiorno noi siamo un pochettino viziati, perché? Perché se noi andassimo indietro di 100 anni, facciamo anche di meno, facciamo fino al 1950, noi e guardassimo un po' la situazione a livello così generale, vedremo gente che vive nettamente di meno, gente che praticamente lavorerebbe l'80% nei campi e sarebbe analfabeta. E quindi capiamo già che ci troveremo in un mondo nettamente diverso da quello in cui oggi noi viviamo. Noi oggi siamo nati in un mondo, insomma, che sta molto bene in confronto al passato e certe problematiche non le abbiamo mai conosciute. Quindi quando si sente parlare di sigilli, uno a un certo punto pensa che sia sempre una cosa che sia stata alla portata di tutti, ma questo non è corrispondente alla realtà. Perché? Prima di tutto perché, ad esempio, io parlo dei famosi sigilli salomonici planetari. Praticamente sono stati fatti più o meno 3-4 mila anni fa. Poi sapete, parla di Salomone, che sicuramente è stato il più grande divulgatore della materia, quello che praticamente ha aiutato gli altri a in un certo senso conoscere la magia, ma chiaramente lui faceva parte di un ordine misterico egiziano, molto probabilmente, o ebraico. E quindi noi capiamo che in quel periodo là, cioè 3.000 anni fa, 4.000, c'era una fetta ristrettissima di persone che potevano in un certo senso usare e conoscere queste situazioni, cioè queste potenze, mettiamola giù così, per farla capire, ed erano molto limitate. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che oggigiorno noi siamo fortunatissimi. Siamo fortunatissimi per il semplice fatto che con poche centinaia di euro possiamo attingere a informazioni e a potenze che fino a 100 anni fa per la maggior parte delle persone era impossibile raggiungere. Dovete solamente pensare che la carne, il popolo occidentale ha potuto cominciarla a mangiare quando dal Nord America sono cominciati ad arrivare i primi bovini in un modo quasi a costo zero, per il semplice fatto che negli Stati Uniti, avendo inventato il filo spinato, riuscivano a contenere questi animali e via dicendo. Quindi quello che noi oggi viviamo è un periodo speciale che di conseguenza ci dà anche la possibilità di attingere a questi sigilli salomonici. Ma cosa sono questi sigilli salomonici? Perché alcuni di voi mi contattano solo perché hanno visto un paio di video miei, pillole mie, ma vedete che nel canale ce ne sono parecchi di pillole. E quindi vi consiglio anche di andarle a vedere e a cercare altre magari pillole che magari parlano dei sigilli. Comunque, stringendo, il sigillo non è altro che una forza concentrata su dei simboli che possono essere fatti su oro, su bronzo, su rame, ma anche su carta pergamenata. Il concetto è molto semplice, la forza non è che diventa più forte sull'oro o sulla carta pergamenata, cioè la forza è identica. Chiaramente se il sigillo è fatto sull'oro, chiaramente costerà molto di più, ma ai tempi dovete pensare che lo facevano solamente i re, queste cose qua, o i principi, gente che chiaramente aveva risorse illimitate. Ma anche la carta pergamenata va benissimo, quindi la forza che viene impressa, l'energia che viene impressa, che poi il mago gli dà il nome di Angelo, Belzebù, Pinco Palino, è la forza che praticamente dà proprio l'impulsività, la forza proprio dell'oggetto, e quindi è la forza del mago che, richiamando a livello vibrazionale, dal piano vibrazionale in cui lui è riuscito a salire, imprime sull'oggetto, che in questo caso chiameremo sigillo, la forza che poi aiuterà chi ha commissionato questo lavoro. Quindi voi dovete capire che oggi noi viviamo in un periodo praticamente
eccezionale per l'Occidente, in cui con poche centinaia di euro può attingere a cose che fino a 100 anni fa era privilegio solamente o a capitani di industria, capi di Stato o a re. Quindi noi viviamo in questo periodo d'oro per anche la magia, in cui c'è anche una grande propensione alla divulgazione e non si è perseguitati dai cleri di Stato, perché in ogni continente c'è sempre stato un clero di Stato. In India ce ne sono stati parecchi che hanno ridotto le popolazioni in schiavitù, e in Occidente noi abbiamo passato dei periodi un po' scuri. Oggi praticamente ci stiamo un attimino rilassando. Però in questo spazio, in questa finestra in cui noi possiamo in un certo senso approfittarne, abbiamo appunto questi sigilli, e questi sigilli però voi non dovete pensare che un sigillo faccia tutto, proprio perché queste forze, no, sono destinate a fare solamente una mansione. Cioè, se una persona è debole, non so, a livello economico, farà un sigillo che questa forza aiuterà quella persona a avere, e qui bisogna essere preciso, l'equilibrio giusto per il suo karma a livello finanziario. Nel senso, non diventerà mai un capitano di industria se il suo karma gli permette solamente di avere una vita dignitosa. Quindi non è che bisogna illudere o promettere che un sigillo cambia la vita. Prima di tutto perché ci sono tantissimi sigilli, ad esempio in quelli salomonici planetari ce ne sono più di 48. Poi ci sono tantissimi altri tipi di sigilli che sono sempre in dipendenza anche del committente, cioè nel senso che si possono andare a toccare geni più alti, chiaramente il prezzo diventa anche più alto se il mago è all'altezza di fare questo lavoro. Quindi i sigilli salomonici planetari sono potentissimi, però arrivano fino a un certo livello. Poi ci sono proprio quei altri modelli di sigilli che chiaramente il lavoro è molto molto più impegnativo, e anche il mago o l'officiante deve essere all'altezza di poter eseguire queste cose qua. Questo ve lo dico perché molte volte mi contattano gente su WhatsApp, su Telegram, in PVT o al telefono, e mi dicono: ma là ho letto così, ma là hai letto così, ma è una grande bufala, per il semplice fatto che se uno avesse competenze professionali si renderebbe conto che non può starci dentro nei tempi, non si può fare una cosa così ed è solo una, tra virgolette, una cinesata quella cosa lì, perché proprio a livello materiale e fisico spirituale non si può fare a quei prezzi quella cosa lì, è impossibile, cioè proprio una blasfemia alchemica. Quindi, cari amici, vi dico questo proprio per riuscire a farvi capire che il sigillo oggigiorno è una cosa che tutti con una buona volontà possono permettersi, ma che fino a qualche tempo fa era inarrivabile. Pensate solamente che la Bibbia era scritta in latino fino a 100 anni fa ed era inarrivabile per la popolazione normale, cioè non potevano neanche leggerla, poteva leggere solo il clero. Ecco, ho fatto questo video così molto brevemente per spiegarvi ad alcuni che mi hanno contattato, essendo un pochettino nuovi dalla materia, non riuscivano a capire perché c'era questo sigillo, quest'altro, cosa erano questi sigilli. Non sono altro che contenitori di forze, energie, che possono essere chiamate angeli, demoni, come voi volete, che operano nella lacuna del committente. Cioè, se il committente si vede che ha una lacuna con una ricerca radiostesica o magica o di veggenza, si vede che quel committente ha una, come si suol dire, mancanza magari a livello amoroso, affettivo, cerca l'anima gemella o di fortuna o di lavoro, di salute, allora si va a cercare la forza ideale e si imprime questo oggetto di questa forza per poi poter fare in modo che avvolga a livello astrale eterico il committente per tutta la vita. Esatto. Poi bisogna dire anche una cosa, che i sigilli, una volta fatto, una volta consacrato per il committente, sono suoi a livello karmico, vitico, cioè praticamente tutta la vita. Non è che si fa un sigillo e poi questo sigillo scade. Finché il sigillo è integro, è sano, infatti si può portare con sé, ma si può anche mettere in un posto sicuro e il sigillo opererà sempre.
Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha dato la sua pillolina. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degale Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook o Telegram e di mettere un bel super like dei vostri, che fa sempre piacere. Alla prossima cari amici, ciao!